televisione digitale o del tuo ricevitore digitale, puoi scegliere se vedere la TV o ascoltare la radio. Risintonizza i canali radio e troverai anche Radio Libertà, canale 252. Va ora in onda Potere al Popolo. Da pensare, sono canzoni per pensare. Questa si intitola Due volte ed è interpretata dall'artista Lucia. Così, semplicemente, Lucia. È un inno alla resilienza, ma anche un invito a guardare oltre le apparenze, come nel suo caso, nel caso di Lucia, che è stata derisa e presa in giro per anni sui banchi di scuola perché balbuziente. Brava Lucia, questa Due volte la trovate su tutti gli store digitali, naturalmente su YouTube, con il buongiorno rinnovato, il buon mattino e il buon anno nuovo da Sammy Varin. Potere al popolo, secondo tempo della nostra quotidiana controinformazione. Il venerdì torniamo alle buone abitudini, perché il riassunto della settimana, e che riassunto, ce lo fa e ce la fa a farlo sicuramente. Non ce la fanno a trasmetterlo i siti come YouTube, come Facebook, che puntualmente ci bloccano quando parla lei. Chiara Soldani, buon anno! Ciao Sammy, buon anno a te, ovviamente un saluto e un augurio a tutti i nostri ascoltatori. E naturalmente appunto salutiamo quelli di YouTube e Facebook che Esatto. in questo momento vengono zittiti quando parla la Chiara Soldani. Eh sì, perché oggi la Chiara mi sa che parlerà del Capodanno con Allah a New Orleans, a Las Vegas, a Rimini e perfino nei bagni di un noto circolo Arci di Milano. Ma non so da dove parte oggi.
Diamogli la linea. Chiara Soldani, a te. Grazie Sammy, sì, devo dire che di solito all'inizio di ogni anno, no, si parte con i migliori propositi, no? C'è la famosa lista dei buoni propositi e sicuramente diciamo nella lista diciamo dei buoni propositi per la fine del 2024 l'inizio del 2025 l'amministrazione di Milano aveva ben pensato chiaramente di trincerarsi dietro a questa grande attenzione nei confronti della sicurezza, quindi niente concertone in piazza Duomo, anche perché ci ricordiamo qualche capodanno fa quello che successe appunto in piazza Duomo con i cosiddetti immigrati di seconda generazione, con le violenze a sfondo sessuale, insomma ricordiamo benissimo e abbiamo ancora negli occhi le immagini. Si pensava quindi che questo grande zelo e questa massima allerta e attenzione sul fronte di sicurezza, che a Milano diciamo un po' più una pagliacciata più che effettivamente qualcosa di attendibile, che ci fosse appunto una situazione estremamente tranquilla sotto il profilo dell'ordine pubblico e non soltanto. E invece no, perché Matteo Salvini ha condiviso per primo le immagini del Capodanno milanese, che di milanese aveva evidentemente molto molto poco, se non soltanto lo sfondo appunto del Duomo. Abbiamo visto e sono vivide le immagini di qualche ora fa praticamente di questi immigrati di seconda generazione, o meglio nuovi italiani come la sinistra ama definirli, che non soltanto sono saliti sui monumenti, hanno fatto banalmente parlando casino, utilizziamo il termine corretto, ma ovviamente ci hanno pure insultati, perché dulcis in fundo ci doveva essere anche l'insulto con tanto di vaffa rivolto nei confronti dell'Italia e ovviamente anche degli italiani. Hanno sventolato le bandiere dei loro paesi di origine, quindi coloro che parlano tanto di Ius Soli, integrazione, di questi nuovi italiani che si sentirebbero emarginati e discriminati, insomma probabilmente queste immagini non le hanno viste o fanno finta di non volerle vedere. Cosa succede? Succede che in 20.000 circa, quindi a dispetto di tutti i vari cordoni di sicurezza, hanno eluso appunto i controlli e si sono ben piazzati appunto in Duomo, facendo quello che abbiamo visto, mettendo un po' a ferro e fuoco anche altre zone rosse diciamo della città, per esempio il quartiere di San Siro, che è un altro quartiere ormai diventato caldo su questo fronte appunto della sicurezza. Insomma praticamente tutta la possibile ed immaginabile violazione anche in materia di immigrazione, perché molti di questi personaggi poi sono stati diciamo identificati e si va a vedere come sempre che si tratta anche di molte persone irregolari, tanto così per cambiare e sempre per riprendere il discorso che ai noi è sempre aperto dell'immigrazione clandestina, comunque di tantissimi irregolari sul nostro territorio, e quindi questo diciamo è stato il Capodanno milanese che ormai, ripeto, di Meneghino ha praticamente zero. E quindi diciamo che è stato un altro autogol di Sala che dimostra sempre di essere tutto fumo e niente arrosto, banalmente parlando, ma è stato purtroppo sempre un Capodanno diciamo all'insegna dello spettro del terrorismo, perché venerdì scorso abbiamo ovviamente parlato anche di quello che era successo al mercatino di Natale in Germania, però ci sono stati altri episodi. New Orleans ovviamente ne parliamo tra pochissimo, ma anche a Rimini, quindi torniamo sempre in casa nostra a Verrucchio. C'è anche l'assurdo paradosso del comandante dei carabinieri che è iscritto nel registro degli indagati per aver fatto semplicemente il proprio lavoro, e c'è stato questo egiziano appunto che ha iniziato a brandire il coltello armato, tra l'altro aveva con sé anche il Corano, quindi è chiaro che ci sia sempre una matrice islamista insomma in questa azione, quindi c'è lo spettro del terrorismo anche nel nostro paese, e appunto è iscritto nel registro degli indagati il comandante Luciano Masini, indagato per aver fatto semplicemente il proprio lavoro per un eccesso di difesa, perché poi appunto è stato ucciso l'egiziano e Repubblica come sempre ama invertire ruoli, quindi chi è nel giusto invece è nello sbagliato e viceversa. L'egiziano ha minacciato diverse persone, ci sono ovviamente dei testimoni, ne ha coltellate 4,
questo ovviamente ribadiamo nella notte di Capodanno, e uno dei testimoni ha detto ci inseguiva con il coltello in mano, ha cominciato a venirci incontro in maniera evidentemente molto minacciosa, non ci mollava più. E quindi insomma mi chiedo chi sia la vittima e chi sia il carnefice. Lo sappiamo che la stampa di sinistra ama sempre insomma cambiare un po' le carte in tavola, ma di fatto insomma l'episodio è molto molto grave e chiaramente preoccupante, perché ci riporta sempre appunto alla paura di questi attentati e soprattutto di questi cosiddetti lupi solitari. Infine New Orleans, ovviamente un attentato un po' più strutturato con tanto di complici. Auto sulla folla, quindi anche questo purtroppo un tragico cliché. Il killer aveva con sé la bandiera dell'ISIS e nell'auto sono stati trovati anche ordigni esplosivi. Un texano, tra virgolette, con un cognome arabo, nella vettura simboli comunque riconducibili allo Stato islamico, tale Samsud-Din Bara Jabbar, quindi diciamo che di statunitense ha ben poco. 42enne appunto è colui che si è reso protagonista di questo attentato. L'FBI indaga ovviamente per terrorismo, non ha agito da solo, quindi in questo caso non si parla di un lupo solitario. E sempre l'FBI riferisce il killer voleva causare una carneficina, attacco intenzionale con almeno 15 morti, 30 feriti, alcuni dei quali anche molto gravi. Insomma, diciamo che se il buongiorno si vede dal mattino è un buongiorno piuttosto amaro, Sammy. Chiaramente insomma questi sono episodi speriamo isolati per quanto possibile nella loro gravità. Comunque da parte nostra l'augurio per questo inizio anno e per il proseguimento del 2025 è sempre la ricerca della verità e di essere liberi, come la nostra radio insegna, liberi di essere noi stessi e di difendere quello in cui crediamo. Approfittate di questa radio, cari ascoltatori, che si chiama Radio Libertà, per dire il vostro parere, per darci i consigli, e non a noi, ma a questo governo, alla coalizione di centrodestra, a chi sta governando, per cercare di migliorare la vita dei propri cittadini. È chiaro, i commentatori come Chiara Soldani sono importantissimi, perché queste cose sulle radio cosiddette blasonate non si possono dire. E io ringrazio quindi dal sito leggifuoco.it, ma anche in versione cartacea, il periodico Fuoco, lo trovate in edicola, basta richiederlo. Grazie a Chiara Soldani, buon anno nuovo. Grazie a te Sammy, grazie a te, a tutti, e speriamo venerdì prossimo di portare anche qualche buona notizia, me lo auguro. Vero. Ciao Chiara, grazie. Ciao Sammy, grazie ancora. Io sono ottimista, non so voi, e sono sempre speranzoso di avere buone notizie, e speriamo naturalmente che arrivino, perché io le continuo a cercare e continuo a non trovarle. L'apertura in questo momento del sito del Corriere è sulle pensioni, come lasciare il lavoro nel 2025, e vai, tutti che cliccano, eccetera. E aspetta e spera, anche con la previdenza complementare, dice tra parentesi. Sì, aspetta e spera, ma poi naturalmente sul Corriere l'intervista a Giorgia Meloni su 7, Musk un genio dipinto come un mostro, togliere la fiamma dal simbolo di Fratelli d'Italia, mai stato all'ordine del giorno. Subito i bacchettoni, certo, è arrivato il momento dei bacchettoni con Pietro Licciardi, informazionecattolica.it. Ciao Pietro! Carne al fuoco e quindi vado veloce. Siccome siamo ancora in clima natalizio, comincio segnalando un articolo sull'albero di Natale che non è, come forse alcuni credono, una scopiazzatura in salsa cristiana di usanze pagane, ma una tradizione che affonda le sue radici nel Medioevo, nata nel mondo germanico e diffusa nel 1800, anche in tutto il mondo anglosassone, dalla regina Vittoria. Segnalo poi Andrea Rossi, che scrive di Pierpaolo Pasolini, l'intellettuale comunista al quale i suoi compagni hanno voltato le spalle perché omosessuale, ma che aveva perfettamente previsto le contraddizioni dell'odierna sinistra borghese al caviale e Fighetta. Matteo Castagna invece ci porta in Corea del Sud, dove la crisi istituzionale si aggrava, il che indebolisce uno degli alleati strategici degli Stati Uniti nell'area orientale, in un momento assai delicato che vede la Corea del Nord, con cui il Sud è ancora formalmente in guerra, ricordiamolo, in partnership economico-militare con la Russia.
Sergio Caldarella svolge una riflessione dedicata a chi ancora non è caduto nel sonno della ragione sulla nostra Europa, che è stata più volte l'epicentro della caduta e della rovina. Discesa nella barbarie e nell'orrore, è stata capace di risollevarsi e ricostruirsi dalle macerie. Ancora una volta essa sembra essere destinata ad un ritorno all'informe, al nichilismo e al nulla, attraverso il disfacimento dapprima nello spirito. Si pensi alla morte dell'arte decaduta a tele imbrattate e banane appiccicate al muro con il nastro adesivo, o a quelle frastornanti ninne nanne per la mente e per lo spirito diffuse ovunque che ci ostiniamo a chiamare musica. Così che il male si diffonde, sia pure in sordina, senza le fanfare e le camicie brune, nere o rosse dello scorso secolo, ma che comunque porta sempre con sé il dolore psicologico e spirituale, con nevrosi, ansie, fobie, alienazione, regressione e depressione. Insomma, scrive Caldarella, un'Europa ancora una volta nel mezzo della tempesta, in cui noi che ancora vegliamo abbiamo il compito di continuare a tenere acceso il lumicino della razionalità, che poi è quello che ha fatto quel grande Papa che è stato Benedetto XVI, ricordato da Matteo Orlando il 31 dicembre, anniversario della sua morte. Joseph Ratzinger, già prima di diventare Papa, è stato autore di dozzine di libri, distinguendosi per la sua eroica difesa del cattolicesimo. Tra l'altro è stato proprio lui a coniare la veritiera espressione dittatura del relativismo, riferita in particolare all'Occidente, sempre più scristianizzato. E sempre Matteo Orlando indica le coordinate per un futuro radioso sia per l'Italia che per l'intero continente, e sono Dio, famiglia, lavoro, patria, proprio in quest'ordine. La necessità di fermare lo stato di decadenza morale, politica ed economica in cui versa la nostra Italia è chiarissimo ad ogni persona di buon senso, un po' meno a laicisti e libertini che purtroppo hanno in mano buona parte dei grandi mezzi di comunicazione. Al nostro popolo, scrive Orlando, serve come non mai avviare una necessaria inversione di tendenza da una repubblica laicista, quale sempre più sta diventando l'Italia, ad una repubblica cristiana che può concorrere a superare decenni di inettitudine, servilismo, malaffare ed impietà varie. Per poter far questo è necessario rimettere la famiglia naturale, composta da un uomo e una donna, uniti per tutta la loro esistenza e aperti alla vita, al centro della società. Adesso una commemorazione. A dicembre del 1945, ci ricorda Andrea Rossi, sono stati ammazzati dai partigiani nel tristemente famoso Triangolo Rosso tra Emilia e Romagna i primi 15 sacerdoti. Moltissimi ne seguiranno, tra cui il giovanissimo seminarista Rolando Rivi, assassinato solo perché non volle togliersi in quei giorni di violenza e vendette la sua tonaca. Ma a morire non furono solo i sacerdoti, ma anche numerosi innocenti laici, come il sindacalista Giuseppe Fanin, colpevoli di promuovere l'associazionismo cattolico in zone in cui si pensava di sostituire la dittatura fascista con il ben più terribile totalitarismo bolscevico. Purtroppo in questa Italia immemore, in cui sono ancora i fascisti rossi a dettar legge, nessuna istituzione ha pensato di ricordare quelle morti, anzi quella strage. E così prosegue il clima di guerra civile alimentato da chi pensa di sostituire un consenso sempre più risicato con lo scontro dialettico e talvolta fisico. Ovviamente parlo di quella sinistra che, come abbiamo scritto su Informazione Cattolica in passato, è la vera erede dello squadrismo fascista. Matteo Castagna ci segnala che l'Occidente liberale e socialista è entrato in una crisi sistemica, irreversibile. Sotto il piano politico, possiamo azzardare di credere che il crollo delle ideologie e la secolarizzazione religiosa abbiano contribuito in maniera sostanziale al rafforzamento della piramide di potere la cui punta è costituita dalle elite mondialiste, mentre la base è il popolo, che, concordando o disinteressandosi, ne subisce le decisioni. Sempre alla base ci sono poche persone, in parte cattoliche, in parte ortodosse e in parte di cultura cristiana, che hanno compreso le mosse delle forze tenebrose che dall'apice giocano con il mistero dell'iniquità sulla pelle delle nazioni e ci stanno portando al transumanesimo.
Non è accettabile una società antirazionale, transumana e atea come è l'Unione Europea, che ha in comune solo una moneta a debito di proprietà di istituti privati che rappresentano i corpi intermedi della piramide del potere delle elite, mentre la realtà dovrebbe esserci di guida alle realtà celesti, non al denaro, altrimenti si fa solo la gioia dei portafogli delle famiglie del potere globale, non il bene comune delle anime. Intanto il presidente Donald Trump, come scrive Angelica La Rosa, promette di porre fine alla follia transgender sin dal primo giorno del suo mandato, ad esempio tenendo fuori gli uomini dalle competizioni femminili e facendo fermare le mutilazioni sessuali sui minori. Restando in tema, un articolo a cura del Root Institute statunitense rinfresca la memoria sui numerosissimi ed estesi danni causati dalla rivoluzione sessuale che in Italia è dilagata col 68. Ne elenco solo alcuni: aborti a decine di milioni, dilagare di malattie sessualmente trasmissibili, adulterio diffuso grazie alla facilità del controllo delle nascite, morti soprattutto femminili dovuti alla contraccezione e all'aborto, dilagare dei divorzi, bambini con disagi a causa delle famiglie distrutte, dipendenza dalla pornografia, tratta di donne e bambini, e l'elenco continua. Dopo aver ascoltato tutto questo, chiedetevi se il 68 e la sua rivoluzione sono stati una conquista. Siccome il 1° gennaio è stata la giornata della pace, chiudo con Vincenzo Silvestrelli, che svolge alcune considerazioni sulla bandiera della pace esposta con grande risalto mediatico al Palazzo Comunale di Perugia, dove regna quel PD che ci sembra alquanto favorevole alla guerra con la Russia. Ma a parte l'evidente ipocrisia, Silvestrelli scrive che il sindaco Ferdinandi, fra le altre cose, ha affermato: esporre la bandiera della pace è un invito a tutti i cittadini a riflettere sull'importanza di ogni piccolo gesto quotidiano che contribuisce a creare un ambiente di rispetto e solidarietà. È un invito a non rimanere indifferenti di fronte alle ingiustizie e ai conflitti, ma a essere attori protagonisti di un cambiamento positivo. Come si nota in tutta questa pappardella, non manca mai lo scopo educativo verso la cittadinanza, perché i radical chic e proletari al caviale si considerano sempre depositari di una naturale superiorità morale e intellettuale che viene elargita e talvolta imposta ai sudditi. Insomma, la pace non è un'emozione, ma frutto di una conversione, e per quanto mi riguarda, certi soggetti quella bandiera se la possono mettere, scusate, la possono usare per ben altri scopi. E con questo, caro Sammy, cari ascoltatori, abbiamo concluso per questo inizio di anno, che speriamo sempre più scoppiettante. Ah, in senso buono sicuramente. Poi andando a leggere sul sito informazionecattolica.it sentite i petardini, ma quelli piccolini che non fanno male a nessuno, ma si fanno ascoltare. Grazie davvero Pietro Licciardi, un augurio di buon anno nuovo e buon lavoro a te e a tutti i collaboratori di informazionecattolica.it. Alla prossima. Grazie anche a voi da parte di tutta la redazione. Grazie, a prestissimo. Ah, però, signori, avete sentito, Accidenti, questi bacchettoni di informazionecattolica.it quando si mettono. WhatsApp 3406709659. Sì, siamo ancora sulla Milano islamizzata. Mi richiedete il filmato che sta girando alla grande su tutti i siti, su tutti i WhatsApp, eccetera. Solo i benpensanti di sinistra non hanno pubblicato quasi nulla. Sulla stampa c'è un riquadretto che parla di ciò che è avvenuto a Milano, piccolo, ma eccolo qua il filmato. Chi mi sta guardando sul canale 252 o sui social, ve lo ripropongo, la Milano islamizzata. Sentite cosa dicono sull'Italia e sulla polizia. Vaffanculo Italia, vaffanculo Italia, polizia di merda.
L'ultimo dell'anno di Milano islamizzata, certamente, d'altronde il concertone, no? Non c'erano i soldi e quindi l'abbiamo fatto fare a loro, ai figli del barcone, il concertone. È chiaro che la polemica quest'oggi con i nostri ascoltatori, lo dico per chi ci ha acceso solo in questi minuti, riguarda anche ciò che hanno detto in televisione su Rete 4, la Morani, responsabile di se stessa, spero, ma no, anche all'interno del Partito Democratico, avvicinando queste frasi a quelle che diceva la Lega ai tempi di Umberto Bossi. E qualcuno di voi, soprattutto vecchi leghisti, si è sentito offeso. Dobbiamo sentirci offesi? Che cosa voleva dire la Morani? Voleva forse giustificare questi signori, questi ragazzotti che noi abbiamo accolto, a cui abbiamo dato una casa, abbiamo dato forse anche un lavoro, e poi loro come ci trattano? E che cosa pensano di questa Italia? Ah, forse vogliono fare la secessione, per questo. 340-6709-659, lo sapete, il lavoro del giornalista è quello di mettervi la pulce nell'orecchio, poi ognuno la pensa in modo differente, come dico sempre la verità sta nel mezzo, ma sono cose che fanno arrabbiare. Nella Milano islamizzata succede questo ed altro, ma i giornaloni non ne parlano. Di cosa parlano? Beh, andando su Repubblica, l'apertura in questo momento è con i dati Istat, perché la pressione fiscale cresce. Siamo al 40,5% nel terzo trimestre 2024. Un po' più precisa è l'agenzia ANSA che scrive: aumentano il potere d'acquisto e i consumi, ma cala il risparmio. Migliora il rapporto deficit-PIL nel terzo trimestre 2024, meno 2,3%, ma il peso del fisco sale al 40,5%. Questa è l'apertura dell'agenzia ANSA. Come vi dicevo, il Corriere mette in pagina l'intervista esclusiva alla Meloni sul settimanale del Corriere. Musk, un genio dipinto come un mostro, togliere la fiamma dal simbolo di Fratelli d'Italia, mai stato all'ordine del giorno. Intervista esclusiva alla Premier: solo chi non fa non sbaglia, ma in 2 anni e mezzo non ho fatto scelte di cui mi vergogno. E naturalmente poi tutto quello che riguarda Cecilia Sala, l'appiglio che può guidare le mosse del ministro Nordio. Il Corriere lo mette come retroscena, mentre il sito di Repubblica, Cecilia Sala, il governo cerca la sponda USA per trattare la liberazione della giornalista. Siamo alle 11:29, sì, ci fermiamo volentieri, c'è la pausa con Acerbis, la canzone indipendente, attenzione, sarà un pezzo di Mauro Masè, che trattiamo spesso su queste frequenze, ma la cover della canzone storica di Lucio Battisti, I giardini di marzo, interpretata da Mauro Masè, ditemi se non sembra davvero Lucio Battisti. E poi tra pochi minuti avremo un ospite per parlare di cose sociali di cui non parla mai nessuno, cose come i bambini strappati alle loro famiglie, ma non soltanto. Tra pochissimo con Sammy Varin, qui su Radio Libertà. Da oggi la tua radio è ascoltabile anche con la televisione in digitale. Sul telecomando della televisione digitale o del tuo ricevitore digitale puoi scegliere se vedere la TV o ascoltare la radio. Risintonizza i canali radio e troverai anche Radio Libertà, canale 252. la tua radio. Lo amiamo perché ci offre sempre le cose più buone e naturali. Linea Alberto Acerbis. Buongiorno care amiche, buongiorno cari amici, ascoltatori di Radio Libertà da Alberto Acerbis. Questa mattina voglio parlarvi di una cosa straordinaria, di un momento particolare, di un momento importante per la nostra Italia. Se amiamo l'Italia, dobbiamo amare anche i suoi prodotti.
i suoi figli, che alla fine sono i suoi frutti. Siamo in piena raccolta delle olive, stiamo producendo l'olio nuovo, qualcosa di straordinario, la produzione quest'anno è un po' migliore dell'anno scorso, anche il frutto si presenta bene. Quindi a tutti coloro che ci conoscono già, a tutti coloro che vogliono provare l'olio extravergine di oliva Acerbis, la grande offerta è di ricevere 6 bottiglie di olio Acerbis da 1 litro direttamente a casa vostra, chiaramente estrazione a freddo, chiaramente 100% italiano di olive italiane. 6 bottiglie da 1 litro di olio Acerbis a casa vostra, parlo dell'olio novello, 84 euro. Il trasporto è gratuito, chiamate 030 68 44 08 o visitate olioacerbis.com. Grazie. Ciao ragazzi, sono Mauro Masè e voglio augurare un buon Natale e un felice anno nuovo a Radio Libertà e a tutti i suoi ascoltatori. Auguri!
L'avete censurato, siete registi censurosi davvero, eh? L'ultima frase mancava, ma abbiamo comunque ascoltato una voce splendida, quella di un artista assolutamente sconosciuto a livello nazionale, ma che noi seguiamo ormai da anni. Si chiama Mauro Masè e da tanti anni canta e compone. Inizialmente la sua vena artistica era quella di seguire la musica di Lucio Battisti e cavolo, sembrano due gocce d'acqua anche fisicamente. Cercatelo sugli store digitali, Mauro Masè, questa versione dei Giardini di Marzo, ma poi tutta una sua produzione molto molto personale. Il buongiorno rinnovato, Sammy Varin, potere al popolo, potere al territorio, potere alle buone azioni. Sì, tra poco parleremo di buone azioni, perché iniziando il nuovo anno, chiaramente noi non siamo Tony F, che dopo tutte queste parolacce ha donato i proventi del suo concerto a Roma alla Croce Rossa. Cavolo, tanto di cappello, signore. Ho chiesto scusa ufficialmente a Tony F. Gliene abbiamo dette di tutti i colori e poi lui ci ha fregato donando i proventi dei vostri 10 euro alla Croce Rossa italiana. Ma vedrete a Sanremo che canzone che canterà. Dicevo, non siamo Tony F, ma si può fare qualcosa e anche molto per il prossimo. Ho intervistato per voi, anzi la intervisto adesso perché sono così abituato, ogni tanto si mandano i servizi, no, questa è in diretta, una persona fortemente impegnata nel sociale e in ogni campo. Abbiamo con noi una persona che ho per la prima volta incontrato a Pontida negli scorsi mesi, la principessa Antonella Betty Mancuso. Buongiorno Betty! Buongiorno a te, Sammy Varin, grazie per avermi invitato ed è stato molto emozionante per me anche rincontrarti a Pontida. È vero, è stato emozionante anche da parte mia e soprattutto la bella sensazione, lo dico sempre, di incontrare voi ascoltatori e tantissimi leghisti, ma anche persone semplicemente curiose della buona politica di centrodestra della Lega in un evento nazionale, anzi di più internazionale come quello di Pontida. Antonella Betty Mancuso, io non so da che parte partire, però allora recentemente sei stata attrice e produttrice cinematografica, ti sei impegnata sul fronte della disabilità con uno short movie e poi lo faccio vedere sulla sindrome di Burnout, ma anche sei consulente diplomatico e criminologa, autrice e professionista dell'assistenza sociale, ma soprattutto autrice di un libro inchiesta. Chi ci sta guardando in TV vede poi delle slide che girano. È uscito un libro inchiesta molto interessante sui bambini sottratti in modo coatto alle loro famiglie. Quante volte ne abbiamo parlato, la nostra radio è tra le pochissime fonti di informazione su questo canale, i cosiddetti bambini strappati. Il tuo libro si chiama Vite strappate in Italia dagli anni 70 ad oggi, una storia vissuta da te personalmente. Allora, prima di tutto facciamo, come ho detto in apertura, un grande plauso a te e a tutti coloro che trovano il tempo di dedicarsi al sociale. In qualunque campo, signori, volontari di ogni tipologia, si riesce a ritagliarsi un po' di tempo per fare del bene al prossimo. Però Antonella, non lo so da dove vuoi partire, ti voglio soltanto ascoltare e invito i nostri ascoltatori a sentire quello che hai da raccontare, perché sei un esempio molto bello di quanto ci si possa appassionare a quelli che purtroppo sono drammi che accadono e come se accadono. Antonella, a te. Allora, innanzitutto io ti rinnovo il ringraziamento per essere qua. Tu hai toccato il tema dei bambini strappati e ci tengo a porgere anche un saluto a Sara Joy con l'hashtag bambini strappati, che È vero. talmente ho sempre seguito anche a distanza, dal punto di vista professionale, ma soprattutto anche dal punto di vista amicale. Di strada ne è stata fatta tanta, tu l'hai detto, e sono stata molto emozionata di essere stata a Pontida, perché noi condividiamo una stessa fede politica, se si può dire così,
E di conseguenza io devo molto anche al senatore Matteo Salvini se sono arrivata qua, se ho visto tutti questi riconoscimenti che mi hanno portato a essere anche autrice e coproduttrice di un cortometraggio che tocca la sindrome di burnout, ma arriva anche al grande tema della legalità, perché come tu ben sai, voi avete fatto rumori, non avete mai spento la fiaccola e io invece nel silenzio assoluto sono andata avanti, perché ognuno penso che abbia la propria missione. Io faccio i complimenti alla tua trasmissione che io ho seguito anche insieme a Sara Joy quando facevate le live di Radio Libertà sui tanti casi. Ecco, mantenere accesa la fiaccola mi ha permesso di arrivare prima al gol. Vite Strappate è stato un decennio molto difficile che sta portando oggi il cambiamento, noi lo dicevamo anche a Pontida, di chi ha creduto diciamo in me. Capofila la senatrice Binetti che si è portata dietro molti altri senatori, tra cui la senatrice Pucciarelli, il senatore Salvini, tantissimi altri che poi alla fine fanno realmente la differenza. Noi siamo piccoli operai, diciamo, in confronto a loro che detengono, diciamo, il potere. Però vedi come ho fatto la differenza io, lo ripeto, l'avete fatta voi, insieme anche a Sara Joy, che non vi siete mai arresi, nonostante le ritorsioni, perché quello che io dico sempre è che le ritorsioni sono all'ordine del giorno se tu fai qualche cosa che dà fastidio. E dando fastidio crei, diciamo, la differenza. E si fa molto più rumore con la penna piuttosto che con tutte le persone che quotidianamente, sistematicamente agiscono a violenza, che mi rendo conto che adesso è un altro problema con il quale dobbiamo combattere. Da una parte i minori strappati che non sono tornati a casa tutti e quindi non si deve stare assolutamente in silenzio. Io ho preso questi riconoscimenti proprio perché, essendo la nipote del procuratore Mancuso di Palermo, quindi vengo dalla discendenza baronale che poi divenne imparentata con i casati spagnoli, perché la mia bisnonna era Maria José López Ardito del trono di Oviedo, e quindi fondamentalmente ho preso tutte queste cose perché non si fa mai niente per niente. È chiaro che anche un senatore ci mette la faccia, ma deve essere nettamente convinto di avere prove, diciamo, sufficienti. Io diciamo che ho annullato un po' me stessa e adesso sto continuando perché sono mamma di una bambina di 2 anni e mezzo e per lei lo combatto affinché si abbia, diciamo, un futuro nettamente migliore. Noi abbiamo fatto questo gioco che porta al cortometraggio, che mi vede protagonista per un gioco del regista, che saluto, il fratello Antonio Centomani, scritto dall'opera dell'ex dirigente della Polizia di Stato Pietro Battipedi, che saluto anch'esso, che da questo testo che parla appunto della frustrazione, del burnout, di tutti gli operatori di settore, soprattutto avvocati, psicologi, tecnici, quando diciamo non riescono a dare il valore aggiunto, perché diciamo si avviluppano nella sindrome di burnout. Noi è nata come un gioco che abbiamo diciamo prodotto, che fondamentalmente genererà sicuramente il cambiamento perché porta alla proiezione dei campi da calcio liberati, non soltanto ma anche al perdono, perché ognuno di noi ha dei sensi di colpa con i quali viene attanagliato per gran parte della sua esistenza e ognuno di noi deve fare poi necessariamente i conti con se stesso. La toga è stato presentato a Palazzo Valentini con l'onorevole Giammusso, il sindaco di Anguillara Sabazia Angelo Pizzigallo, i saluti istituzionali di Fabrizio Santori. È in lavorazione di presentarlo anche a Palermo, nella mia città d'origine, a Bari, a Lecce, in alcune province diciamo laziali, tra cui Civitavecchia e Frosinone, e poi stiamo cercando anche Napoli, perché l'ha coprodotto con me un partner veramente importante che è il presidente della federazione Gioco Calcio Forza e Coraggio, Gennaro Viglione, che ha creduto diciamo in me. Noi l'abbiamo prodotto e girato integralmente nel barese. Io l'ho coprodotto perché sinceramente la tematica era molto molto importante, ho preso spunto da molti altri colleghi che al di là dell'essere un'ape operaia che si mette nella vigna del proprio operato a sistemarla,
ma ho dovuto fare il salto qualitativo, perché non basta produrre, diciamo, risultati, tocca anche esplicarli. Quindi adesso ti ringrazio che tu l'hai mandato, perché sei il primo che lo manda in visione, in anteprima assoluta, perché stiamo appunto cercando di farlo. Poi oltretutto sei anche un amico, ti stimo particolarmente perché tu sei una persona senza bavaglio, cioè da te si può dire là qualsiasi Ti qualsiasi ringrazio. tema, Siamo quindi sei siamo altoparlanti noi, cerchiamo di far parlare chi ha ancora coraggio di dire cose importanti, cose che gli altri non possono o non vogliono dire, non l'abbiamo ancora capito. E Antonella Betty Mancuso di cose da raccontare ne ha su molte argomentazioni, anche sul tuo libro Vite strappate in Italia dagli anni 70 ad oggi, e che, visto che siamo in tema ancora natalizio, ancora di qualche regalino sotto l'albero, ancora della Befana che deve passare prossimamente, mi chiedono subito gli ascoltatori se è disponibile, se lo si può ordinare, perché sono argomentazioni, tu lo sai bene, che non tratta praticamente nessuno, perché ci sono tante problematiche, perché come dico sempre poi la verità sta nel mezzo e non vogliamo criminalizzare tutti i servizi sociali, e ci mancherebbe altro, però in molti si sono comportati in modo particolare, diciamo così, privilegiando determinate categorie sessuali che alleverebbero i figli molto meglio di noi che abbiamo ancora quella mania di sposare un uomo, una donna, di formare una famiglia tradizionale, e qualcuno si è comportato in modo diverso, mettendoci qualche dubbio che forse siamo noi quelli sbagliati, semplicemente perché nostro figlio andava a scuola un po' spettinato. Stiamo esagerando, però come dico sempre, attenzione, la verità poi sta nel mezzo, e a volte ci sono state dei veri e propri sequestri di bambini per le motivazioni più bieche. Qui mi fermo. Dici, Antonella, se il tuo libro, che ricordiamo si chiama Vite strappate in Italia dagli anni 70 ad oggi, è ancora disponibile, se lo si può ordinare. Allora, si può ordinare assolutamente sì nelle piattaforme Mondadori Store, Feltrinelli Store, e si può anche richiedere in formato cartaceo oltre che in formato ebook. Si può ottenere a casa dopo una settimana, perché tu sai benissimo che è stato ristampato con Jugendprint, una piattaforma che è usata da molti giornalisti anche nella Rai, ed è stato tradotto in 16 lingue, implementato in diversi paesi, diciamo, del mondo. Di conseguenza si può assolutamente acquistare online, si ordina e non ci sono, diciamo, nessun tipo di problema. Molti l'hanno acquistato in formato ebook perché durante la pandemia si stampava di meno, la gente non usciva, siamo stati anche in un periodo, diciamo, storico non vantaggioso, però sono contenta che oggi stia facendo la differenza in diversi, diciamo, paesi del mondo, anche perché questo libro voleva portare un po' la situazione dei Mancuso buoni, che noi siamo capofila, io e le mie sorelle siamo purtroppo, ahimè, tristemente capofila di tutto questo quarantennio sporcato da Drine, filoni palermitani che stiamo combattendo quotidianamente, e che con grande coraggio anche il papà di mia figlia sta combattendo trasversalmente. Quindi diciamo che sono molto orgogliosa perché ti dirò una chicca che non sa nessuno. Molti proventi sono andati in un mio progetto che sto costruendo. Io voglio costruire la casa delle vittime della mafia, perché dai minori strappati, gli anziani, le RSA, le problematiche delle donne vittime di violenza, c'è sempre una matrice collusa con, diciamo, lo stampo mafioso. Quindi io sto mettendo gran parte dei proventi, oltre a donazioni e fondazioni, per costruire proprio la casa delle vittime della mafia, chiunque esse siano, donne, minori, bambini, anche l'uomo stesso, perché non ci dimentichiamo che per me la famiglia è tradizionale, sebbene ognuno può fare nei limiti del rispetto del senso civico quello che vuole, però penso fortemente che anche c'è una componente anche di papà strappati dei propri figli,
di uomini che vengono sistematicamente vessati anche da una donna, perché adesso anche le donne agiscono violenza, quindi siamo un po' evolute, vedi Sammy? Prima eravamo noi vittime e l'uomo era offendere, adesso ci siamo per la parità di genere, sto scherzando ovviamente perché è un dato tristemente brutto, però ecco, ti ripeto, sono molto contenta, anzi invito chiunque lo vuole acquistare cartaceo, gli mando la mia firma autografata, se mi scrivono sulla mia mail che è principessa Betty Mancuso, chiocciola Mancuso, anzi senza la O, chiocciola gmail.com oppure s.antonellabetti chiocciola gmail.com, gli manderò diciamo la firma autografata. Molti me lo spediscono anche a casa, c'è da dire però che anche voi giornalisti, noi giornalisti perché lo sono anche io, ci stiamo aprendo a non avere più censure, perché è pure giusto che queste famiglie, queste persone che io rappresento, sono capofila, infatti non mi sono fermata per quello e di ritorsioni, credimi, ne ho avute veramente tante, una anche quest'estate, però diciamo che sono andata avanti proprio perché non voglio che né mia figlia né nessun bambino nato di recente possa vivere quello che io ho vissuto. E mio papà Alberto, che mi guarda da lassù, una delle prime cose che mi ha fatto promettere in punto di morte è stato di rendere la vita di Emma Maria, mia figlia, più lineare possibile. E come la sua, quella di tanti innocenti. Io mi collego a una frase che dissero in Senato, che in fondo ogni forma di violenza può essere vissuta come una Shoah, come un olocausto vissuto in precedenza, perché alla fine sistematicamente vengono violati tanti diritti umani nel mondo. Questo penso che sia sbagliatissimo. Ti inviterò alla prima che faremo nelle mie zone perché voglio cercare di arrivare anche a Verona. Sto cercando di trovare i raccordi anche per farlo su nel nord Italia perché anche la toga è una scheggia fondamentalmente che va a impattare un po' in un'altra problematica omertosa, il silenzio assenso e il burnout di molti professionisti, perché poi c'è da dire una cosa, che le famiglie che sono vittima poi si scagliano contro i tecnici, che in realtà però hanno anche loro le mani legate, per cui è un cane che si morde la coda, però adesso il Senato, il Parlamento ascolta perché sono stati varati tanti emendamenti, quindi chi se lo vuole comprare mi può scrivere, lo ripeto a s.antonellabetti@gmail.com. Io manderò una dedica in formato PDF o di immagine che possono diciamo mettere sulla copertina e invito a frequentare le mie pagine Antonella Betti Mancuso su Facebook, a Bicchicca su Instagram, in modo tale che chiunque si trova diciamo nelle zone dove sono nei miei eventi glielo posso firmare direttamente. Signori. Quindi questo sicuramente sì. Di strada ne abbiamo fatta, come vedi io sono diventata anche direttore generale della Federazione Nobili Europei Uniti, sono diventata consulente di diverse ambasciate per i diritti umani, insomma diciamo che di strada ne ho fatta perché sempre per il fine comune, sempre per riportare a casa gli ultimi, i deboli e coloro che non hanno voce per diciamo poter puntare i piedi, perché comunque si può colpire un essere umano in tutti i modi, ma mai sulla dignità. Quindi quello non si deve fare mai. Brava, brava, ma è per questo proprio che ho voluto ospitarti e che mi ha fatto piacere conoscerti quest'estate a Pontida. La tua cocciutaggine deve essere anche la nostra, deve essere anche la vostra, cari ascoltatori, su molte argomentazioni, soprattutto quando si parla del sociale. Ci sono tante nicchie che vengono richiuse velocemente, le aprono e poi le richiudono nel cassetto, non si deve sapere, non si deve vedere. E invece Antonella Betti Mancuso nella sua cocciutaggine ha portato alla superficie tante problematiche Ho vissute anche scoperchiato il vaso di Pandora, personalmente. infatti. Il vaso di Pandora si è scoperchiato. Esatto, e che
che poi lo vedete, non facilmente vengono riprese dai giornaloni, perché danno fastidio, perché vanno a infastidire alcuni interessi anche molto grandi e molto gravi. Antonella, qua ci fermiamo, non posso che per il momento ringraziarti e invogliare i nostri ascoltatori che magari hanno proprio bisogno di quel regalino della Befana che nessuno ha fatto finora. Siate coraggiosi anche voi e quindi cercate il libro Vite strappate in Italia dagli anni 70 ad oggi della principessa Antonella Betty Mancuso. Cominciamo ad alzare la testa e a farci sentire. Poi Antonella, più che volentieri, sono pronto a ospitarti anche qui nei nostri studi. Se passi da Milano possiamo proseguire la nostra chiacchierata. Per il momento grazie davvero, buon lavoro e soprattutto grazie anche da parte di molti ascoltatori che ci stanno scrivendo, ti salutano e veramente ti dicono grazie per la tua continuità, perché non è facile continuare. Si comincia, poi a volte si è sopraffatti da questa ignoranza voluta di molti mass media, e invece tu sei andata avanti. Grazie Antonella. Io vi ringrazio tanto, ringrazio te e tutti i telespettatori che ci stanno sentendo, i radiospettatori. Io ci sono qui dal mio ufficio istituzionale, mi potete scrivere anche consultando www.assistenzacialelazio.com. Saluto Sara Joy, #bambini strappati, Gennaro Viglione e tutti quanti, e a presto risentirci e grazie ancora. È stato un piacere, anche noi ci uniamo nei saluti a Sara Joy e a tutti gli amici di #bambini strappati. Torneremo su questi argomenti. Per il momento anche Sammy Varin si ferma, ma tra poco ritorna la musica indipendente. Avete ascoltato Potere al Popolo. C'è un equilibrio tra tutte le